Cari amici, chiunque di noi, tutti noi, siamo costretti, perché siamo esseri umani, a prendere delle medicine. Tutti noi andiamo in farmacia, chi non ci va ci manda qualcun altro, ma sa perfettamente quanto costano i farmaci. E costano perché costa tanto la ricerca e costano perché costa tanto l'aggio, il guadagno che chi investe miliardi di euro per la ricerca vuole farne. Se investe 1 miliardo ne vuole fare almeno 30, 40, 50. È evidente. Quando poi però di due farmaci che costano uno quasi 900 euro a flacone, l'altro quasi 80 euro a flacone, hanno gli stessi effetti curativi, è evidente che la ditta che lo vende a quasi 800 euro ci rimette qualche cosa se tutti comprano quell'altro. Fa prima ad accordarsi con la ditta che fabbrica quell'altro e fare, come si dice, cartello. Questo è quanto hanno stabilito le indagini e c'è stata una multa di 180 milioni di euro perché una ditta avrebbe favorito la vendita di un farmaco più caro con lo stesso principio. Ora io faccio soltanto una riflessione e vorrei che la faceste tutti. In un giro di centinaia e centinaia di miliardi di euro di investimento e di guadagno, in un giro in cui la stessa ministra della Sanità ha detto bisogna che rivedo un po' le cose dell'AIF, la consulta del farmaco, insomma rivedo un po' le cose per bene perché sento puzza di tanti soldi. Non so se ve lo ricordate, tanti anni fa poggiolini a cui furono trovati lingotti d'oro dentro i puff nel salotto. Ecco, siamo a questo livello. Ragazzi, è come il giro della droga, è come il giro del gioco d'azzardo, della prostituzione, della tratta degli uomini e delle donne, dei clandestini. Girano soldi, comprano tutto, tutti quelli che si lasciano comprare, corrompono tutto, dal semplice poliziotto o carabiniere fino alle più alte cariche dello Stato, ovviamente quelle che si fanno comprare, quelle che sono ancora libere sul mercato e non sono state già comprate da altri, oppure quelle che comunque si fanno comprare. Ecco, questo è il problema vero. E su questo noi dobbiamo stare con gli occhi aperti, perché altrimenti riusciremo anche ad andare a zampe per aria curandoci in farmacia.